Pony e cavalli sono spesso usati anche nelle attività sociali, come quelle di questo centro ippico di Breganze nel Vicentino. L'emergenza coronavirus però ha fermato tutto, visite, attività, ma anche introiti. Per questo motivo le donne di Coldiretti hanno raccolto 75 quintali di fieno maggengo, molto difficile da trovare in questo periodo, per donarlo al maneggio. Dopo aver recuperato le rotoballe a San Pietro in Gu, le hanno consegnate alla famiglia che gestisce la struttura. In questo periodo sappiamo che c'è comunque un fermo di queste attività e per cui il loro lavoro è in questo momento interrotto e siamo in attesa di riaprire. Sappiamo che il fieno però questi animali lo mangiano tutti i giorni, mangiano circa dai 10 ai 15 kg di fieno al giorno a seconda della loro dimensione e per cui abbiamo pensato insieme a Donna Impresa Coldiretti Padova di donare una razione di fieno perché questi animali possano essere comunque, possano continuare il loro meraviglioso lavoro e continuare a lavorare con queste persone.